cinema. Sì, è con grande piacere che ospitiamo una bravissima scrittrice che io ho conosciuto tanti anni fa, è una sceneggiatrice. Pensa Eliana che negli ultimi 15 anni ha scritto tante sceneggiature per le serie TV come La Squadra, Medicina Generale, Un posto al sole. In collegamento con noi Donatella Diamanti. Buongiorno, in Opera e Buongiorno, ben Cinema. Ben ritrovato. arrivata. Ciao, buongiorno. Grazie Ciao, ciao. Donatella, un po' faticoso avere anche le autorizzazioni da Netflix perché questa serie che vogliamo raccontare quest'oggi so che sta facendo dei buoni ascolti e poi è una storia molto molto intrigante. Stiamo parlando di Sara, la donna nell'ombra. Ecco, Donatella, raccontaci un po' questa storia e come è nata l'idea di raccontare una donna dei servizi segreti. Una precisazione, in realtà noi sceneggiatori, indipendentemente da Netflix, Rai, eccetera, dobbiamo sempre, ce l'abbiamo da contratto quando Certo, facciamo interviste, ma mi sembra anche giusto, insomma, sì, sì. coordinarci con l'emittente che manda in onda, con in questo caso la piattaforma. Ehm, Nasce da una richiesta. Allora, intanto nasce dall'amore per i romanzi di Maurizio De Giovanni, che come sapete è un Esatto. prolifico e bravissimo scrittore. Tanti suoi romanzi sono stati adattati. E la saga di Sara nasce da una proposta della casa di produzione di Palomar in accordo con Netflix e dal desiderio di Tini Andreatta, che io già conoscevo, avevo conosciuto in Rai, appunto di dare vita a questi romanzi, che sono tanti. Noi siamo partiti dal racconto che lancia il personaggio di Sara Certo, e poi da lì, insieme a questo, abbiamo adattato non il primo ma il secondo romanzo. Se vogliamo fare un po' di titoli, il racconto Sara che aspetta, ed era contenuto in un'antologia di racconti polizieschi, mentre il romanzo Le parole di Sara. Perché adattare? Intanto perché è un personaggio femminile potentissimo, perché raccontare la storia di una madre che ha nella backstory l'abbandono di un figlio per amore. Io mi vedo in ritardo, anche voi? Cioè, No, mi no, vedo un po' in perfetto. sei ritardo. perfetta, sì, Perfetto, ok, allora sono io che. sì, E sì, quindi dicevo, mia madre che abbandona un figlio per seguire l'amore e la passione per il suo mestiere è assolutamente un'anomalia in un panorama narrativo dove le mamme sono sempre buone e sante, no? certo. Ed è una donna che poi pagherà questo. E poi perché è anche un personaggio dal punto di vista insomma, della tipologia dei personaggi investigativi particolarmente innovativo. Non è solo una donna, è già questo, non è solo una donna, non è solo una donna avanti con l'età, non è solo una donna che non si tinge i capelli, non si cura nell'aspetto, non gli importa È niente di vero, è niente, vero. ma è anche proprio nella narrazione, nella costruzione che De Giovanni ha fatto di questo personaggio, secondo me, una risposta a tutti gli investigatori e le investigatrici che abbiamo avuto fin qui. Perché dico questo? C'è una componente metanarrativa con cui lui, secondo me, si è divertito tantissimo, poi ne abbiamo anche parlato e ha ammesso che è stato così. Cioè, ormai una tragedia alle spalle di un investigatore o di un'investigatrice non si nega a nessuno. Hanno sempre mogli morte, figli rapiti, misteri su cui indagare. Quando noi facciamo la conoscenza di Sara, nel suo passato è tutto chiarissimo, perché lei il figlio l'ha lasciato per scelta e il suo compagno è morto di malattia. L'unico male a cui lei non poteva rispondere con la pistola. E non c'è nessun segreto, cioè un cancro è un cancro e il suo compagno è di questo che è morto. Quindi la storia quindi inizia con quello che solitamente nella narrazione classica degli investigatori sta nel passato, con la morte del figlio. Ma la cosa bella è che questo figlio con cui lei non ha più nessun rapporto muore in condizioni tragiche, muore investito. Amore Lei investito, è sì. talmente connessa con il suo mestiere che immediatamente pensa che dietro questo possa esserci anche parte del suo passato, Esattamente. e poi adesso non voglio spoilerare, ma si scoprirà
in realtà, che le cose sono andate diversamente. Quindi è un racconto densissimo. A questo racconto, che è il primo episodio della serie, abbiamo poi collegato gli altri 5 episodi che sono tratti invece dal secondo romanzo della saga, perché il primo si prestava meno a un adattamento per il visivo, insomma, e che era Le parole di Sara. È anche molto interessante questo, come nell'analizzare la scrittura di un testo si possano ritrovare immediatamente degli elementi che siano più propensi ad essere trasformati nell'audiovisivo ed altri no, e quindi a volte il pubblico, magari c'è già chi conosce quell'autore, chi è affezionato a quegli scritti e urla al sacrilegio: hanno iniziato dal secondo, come funziona quelle cose? Ci sono delle ragioni che vengono da quelle che sono le peculiarità di un genere, anche di un tipo di narrativa completamente diversa, che sfrutta un mezzo molto molto diverso. Noi dobbiamo dare spazio alla musica. Sì, Donatella, com'è stato lavorare con Teresa Saponangelo? Bellissimo, ma guarda, io devo dire che attorno a questa serie veramente c'è stato proprio la magia di tanti incontri, tutti positivi. Cioè, pensa che lo stesso Maurizio De Giovanni, quando abbiamo presentato la serie al Salone del Libro di Torino, il più bello adattamento che sia mai stato fatto dai miei romanzi. Questo è stato un endorsement meraviglioso. Tra l'altro cito anche gli altri 2 autori che l'hanno scritto con me, che sono Mario Cristiani e Giovanni Galassi, altrimenti poverini sembra che io abbia fatto tutto da sola. Teresa è un'attrice, lo sapete, straordinaria, che ha sposato immediatamente questo personaggio anche in maniera ironica, perché la sua la coprotagonista sapete che è Claudia Gerini, e Teresa, e proprio nella narrazione di De Giovanni sono 2 donne completamente diverse, coetanee, ma tanto è trasandata Sara quanto tiene Ali, per cui diciamo nel backstage, mentre truccavano Claudia tingevano i capelli l'altra Teresa struccavano l'altra, quindi hanno fatto poi molta ironia quando abbiamo presentato su questo fatto. Ma è un piacere, perché quando abbiamo fatto la lettura dei copioni, ascoltare, no, le parole che prendono vita grazie agli attori, grazie al lavoro della regia, insomma di tutti quelli che ci stanno dietro, per uno sceneggiatore, per un autore, insomma la cosa che andrebbe augurata a tutti, perché è la realizzazione, no, di un sogno, comunque, perché ogni cosa che scriviamo comunque è un piccolo sogno, quindi bellissimo. È stato bellissimo fare vedere con lei anche il trailer, però abbiamo bisogno di andare in pubblicità e subito dopo rientriamo e vediamo tutti insieme, vediamo e ascoltiamo il trailer di Sara, la donna nell'ombra. Aspettaci, Donatella. Si possono godere i trailer alla radio? Beh, assolutamente sì, abbiamo pochissimi minuti, poi dobbiamo liberare Donatella, perché davvero di cuore ti ringraziamo per questa mezz'ora che ci hai dedicato, e per me era importante poterne parlare di questa serie. È un piacere, poi io amo molto questa serie, quindi mi avete fatto un regalo, in realtà. Esatto. Per cui... è bello perché dopo tante esperienze, tante storie diverse che si sovrappongono, riuscire ad affezionarsi ad una storia vuol dire che ha un qualcosa in più. È vero. Ma sai, in realtà io, come dicevo, Ivan se lo ricorderà quando insegnava ai ragazzi, se non sei un po' incinta delle storie che scrivi non riesci, no? E quindi te le devi tenere nel cuore e nella pancia, e anche tanto nella testa. Quindi io di solito, non essendo una marchettara, amo le cose però sono particolarmente affezionata a questa. Poi ci sono chiaramente gli incontri più, sono particolarmente affezionata a questa storia anche poi per il proseguio, no? Perché comunque è stata un'esperienza veramente virtuosa, dove tutto è andato come doveva andare. Non sempre è così, ma non perché ci sono delle colpe, ma perché insomma ci sono le ciambelle che riescono con un buco migliore dell'altro. Degli incastri che nel cinema sono tantissimi. Noi siamo grazie a Donatella Diamanti per essere stata qui con noi, grazie per averci permesso di raccontare al meglio La donna nell'ombra. Sara.
Ciao Donatella, grazie. Grazie, ben ritrovato. Spero di rivederti Ivan, presto. Evviva, Lo spero anch'io. Dai. Se vuoi sono qua. Grazie mille. Grazie. Ciao Donatella. Un abbraccio, Ciao. grazie. Ciao. Anche perché sentirsi raccontare una storia da una sceneggiatrice. Da chi l'ha pensata e l'ha scritta? Anche il modo, da dove è partita, dove è andata, c'è del mestiere, c'è dell'arte. Giovanni che l'ha scritta. Ci godiamo il trailer, Marco? Pronti? Vai. Ho bisogno di te. È sparito un mio contatto. Io non lavoro più per l'unità. Sara Morozzi. No, non per l'unità. Per me. Postura, lettura del labiale. Dove imparate a tradurre le scene in questo modo? Nel mio ospedale ci stanno sacchi segreti che sconvolgerebbero l'idea che hai dello Stato. Io penso che c'è qualcosa di più grande, di più forte, che va oltre noi. E portami con te. Come faccio? Perché sono incinta. Quindi fammi capire, noi siamo diventati una squadra da questo momento in poi. Non ti piace? Parla chiaro, che ti serve? Che mi dici di Tarallo, davvero? Tanto ne siamo pronti a quelle cose, giusto? Ma tu la vuoi la verità o no? Fammi capire. Non possiamo abbassare la guardia. Ho visti molti ammazzati per le motivazioni più assurde. Ma sto male oscuro, sti interessi velati astratti, non ne capisco. Ormai lavoro per te, dimmi, che devo fare? E che ne so, sei tu il poliziotto. E che ne so, sei tu il poliziotto. No, No, non io sei no. tu Ivan Cinardo, scusa, sei tu Marco Perlongo il poliziotto. Neanche tu. No, Ho sbagliato tutto. Vabbè, a questo punto diamo la linea alla redazione, ci sono le news di Radio In e poi continua la prossima ora con Open Day Cinema in diretta fino alle 11 su Radio In. Radio In News. Radio In News.